Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare, regalà, 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 boom! Lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché l'è un bel mazzetto, e lo regala il mio amoretto questa sera quando viene, quando viene, quando viene, quando viene, quando viene, quando viene, boom! Ma perché mi batte il cuore e mi fa piangere, servirà. Boom! E con questo boom inizia questa nuova puntata di 10-100.000. Grazie amici per averci scelto. Anche in questa occasione abbiamo ospiti. Parleremo di cose sicuramente molto interessanti, importanti, ovviamente alternando sempre quello che è lo spettacolo che ci piace così tanto. Poche parole all'inizio, se non ringraziarvi per l'attenzione che ci state prestando in questa nuova edizione di questo programma, come ho detto all'inizio, che è un po' un fiume carsico. È apparso per la prima volta nel 99, poi scompare, riappare ed ora siamo qui con noi, con la solita squadra. Io li presento perché qui vicino a me, Gianmarco De Michelis in console, ed è lui che ci propone le canzoni che voi sentite in sottofondo, e poi io mi sposto già da questa parte, oltre il plexiglass. Ovviamente i plexiglass fanno parte della scenografia, sono dei protagonisti assoluti in questa edizione, e poi dall'altra parte Daniele Bellotto. Ciao Daniele! Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, ho pronto Daniele perché sarà proprio lui ad aprire questa puntata, però vi anticipo, lui ora ci dirà che cosa ci canterà, ma ci sono delle sorprese nel corso di questa nostra, di questo primo momento. Cosa ci fai ascoltare? Ricordi, quindi una canzone degli anni 60 famosissima dal titolo Sapore di sale, sapore di mare, del famosissimo Gino Paoli. Partirà Daniele Bellotto, poi ci sarà qualcos'altro su questo palco, ma avremo modo di vederlo insieme. Sapore di sale, Daniele Bellotto, 10-100.000, inizia! Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e mi vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Qui il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. Ti butti nell'acqua e mi lascia guardarti, e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale.
butti nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Bravo Daniele, bravo Daniele. E avete visto l'intervento anche di due modelle che conosceremo più tardi, Gianni Sachs, quindi una parte di trasmissione, e poi alle spalle c'è questo 1950-60-70 Show, che è uno spettacolo di abiti d'epoca, una produzione esclusiva dell'agenzia modashow.it. Ci siamo collegati a questo perché in realtà questi abiti che avete visto sono abiti originali degli anni 60 e entrano proprio nel contesto di tutto questo. Questa puntata è un po' strana, sapete che 10-100.000 alla fine poi trova dei legami in quello che è il filo conduttore della trasmissione, perché siamo partiti con Sapore di sale, quindi anni 60. E io qui ho un libro che è bellissimo, molti di voi forse già lo conoscono, e abbiamo l'opportunità e il privilegio di avere qui gli autori e coloro che hanno promosso questa pubblicazione. Io intanto ve la faccio vedere. Dentro Lignano, un percorso tra architetture per le vacanze, a cura dell'architetto Giulio Avon e dello storico dell'architettura Ferruccio Luppi, che sono qui insieme a noi, insieme a Ada Iuri, che è l'assessore alla cultura del comune di Lignano Sabbiadoro, che ha promosso questa pubblicazione. Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Dentro Lignano, quante volte abbiamo passeggiato noi per Lignano e magari siamo rimasti colpiti da delle case, delle strutture particolari, magari capivamo che c'era un qualcosa di diverso dal solito che si vede, ma forse non avevamo quella preparazione per poter capire cosa stavamo guardando. Stavamo guardando dei capolavori e si parla proprio in questo libro. Assessore Iuri, inizio innanzitutto da lei. Come nasce l'idea di fare questo libro? Intanto noi vediamo anche delle immagini mentre noi parliamo. Nelle sale espositive di Terrazza Mare, qualche anno fa, l'architetto Avon e Ferruccio Luppi, storico dell'arte e dell'architettura, hanno proposto al Comune una mostra che mettesse in luce quali sono le architetture, i disegni, i sogni delle case di vacanze per la Lignano del futuro. Rispetto ai grandi architetti che a Lignano hanno dato il loro prezioso contributo. Si partiva naturalmente da Gianni Avon, papà dell'architetto Giulio, naturalmente si passava da Marcello d'Olivo, si citava l'architetto Piccinato per il suo progetto di Riviera, e la mostra ha avuto un grandissimo successo. Nella seconda edizione della mostra, sempre nelle sale espositive sul mare, gli architetti hanno proposto una mappa per cui uno, o in bicicletta o a piedi o come vuole girare per Lignano, trova queste case di vacanza secondo i progetti dei grandi architetti della seconda metà del Novecento. La mappa ce l'hanno ormai tantissimi visitatori, tantissimi ospiti. Poi qualche anno fa, esattamente 3 anni fa, l'architetto Avon mi ha invitato, è stato un suo regalo veramente molto molto prezioso, a un grande convegno presso lo IUAV di Venezia, la facoltà di architettura. E quando sono arrivata in questa sede straordinaria, in questo convegno dove circa 300 architetti giovani, anziani, esperti, grandi professionisti, laureandi, così presenziavano a queste relazioni, mi sono resa conto della grandezza delle opere, della grandezza, dell'eccellenza dei grandi personaggi che hanno realizzato appunto le case di vacanza di Lignano. Su idea dell'architetto Avon e dello storico dell'arte Ferruccio Luppi è nata, in collaborazione con il sostegno dell'amministrazione comunale, quest'opera che è veramente un compendio di quanto Lignano nella seconda metà del Novecento sia stata una palestra,
un posto dove gli architetti, i disegnatori, i sognatori e i grandi imprenditori che affidavano agli stessi architetti l'incarico di costruire una casa potevano realizzare. Direi che questa è un'introduzione, tra l'altro lei è molto impegnata nell'organizzazione di mostre di successo alla Terrazza Mare, quindi questa è una delle sue perle che ha organizzato. Io approfitterei della presenza, comincerei da Avon. Da architetto le chiedo la fortuna, se così la possiamo chiamare, di tanti suoi colleghi del passato che avevano in Lignano in realtà un foglio bianco dove poter disegnare e mettere quelle che loro erano le creazioni. Cosa ne pensi? Sì, è una fortuna e anche un pizzico di invidia per chi ha vissuto quegli anni lì, che sono stati anni molto interessanti per l'architettura. Faccio notare che gli architetti, parliamo tanto di Marcello D'Olivo che ha disegnato la pianta di Lignano Pineta ed è uno degli architetti più noti, sicuramente erano giovanissimi, avevano 30-31 anni, erano appena usciti dall'università e avevano l'occasione, diciamo, da non sprecare, di progettare una città quasi ex novo, caso rarissimo, unico, forse è una più unico città che di raro, fondazione, caso rarissimo. E quindi cosa devo dire? Si sono divertiti tanto e erano un gruppo di amici, di colleghi che si conoscevano. D'Olivo, Pascolo, Paolo Pascolo, mio padre, Gianni Avon, e poi Gino Valle che ha realizzato le terme, Aldo Bernardis, tutti più o meno nati intorno agli anni 20 del Novecento, tutti più o meno avevano frequentato la facoltà di architettura a Venezia, che aveva dei bravissimi maestri. E tramite loro si è realizzato questo sogno, e quindi io ho pensato così che fosse bello anche da parte mia, cioè da parte di una generazione che ha vissuto questa cosa di Striscio, perché quando succedevano queste cose io ero bambino e sono sempre nato in mezzo a cantieri, cose che nascevano, e tutti, anche gli imprenditori, gli impresari, le maestranze friulane hanno un grande ricordo di questo boom, un ricordo che è rimasto indelebile perché è difficile ricreare di nuovo delle condizioni così favorevoli. Architetto, andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo qui perché abbiamo ancora tante belle cose da raccontarvi. Pubblicità. Ed eccoci ritornati con voi amici, grazie per l'applauso che arriva dalle sale che circondano lo studio, perché ovviamente gli ospiti non possono stare qui con noi, però ovviamente quelli che devono interloquire con noi sono presenti e noi stiamo parlando di questo libro bellissimo, Dentro Lignano. Abbiamo ascoltato l'architetto Avon e ora andrei a parlare con Ferruccio Luppi, storico dell'architettura, e quindi lei ovviamente ha contribuito con la sua esperienza nel realizzare questo volume. Le chiedo, io le faccio anche domande da profano, che magari sono anche quelli che si fanno a casa in questo momento, ma l'importanza di questo tipo di opere e soprattutto lei vede in quello che si sta costruendo adesso, parliamo di Lignano ma anche in tante altre località, se ne parlerà fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, cioè quello che stiamo vedendo adesso, lei come lo vede proiettato al futuro? Cosa ne pensa? Beh, intanto io sono uno storico, questa è una domanda per un critico. Posso dire che molte delle cose che vedo adesso non mi piacciono, questo è un gusto personale. È un gusto personale. Vedo che una delle opere che sono in questo libro, che erano delle 90 opere delle schede, viene in questo momento demolita o riqualificata, e sono le terme di Gino Valle. E invece le faccio una domanda da storico. Io ho definito, in una telefonata con la Ada Iuri, che questi forse sono i monumenti di Lignano. Ogni città, spesso storica, ha delle... Questa può essere la storia di Lignano, può essere vista la storia di Lignano sotto questo punto di vista. Certo, sì. E
Chiedo all'architetto a questo punto, le faccio un'altra domanda. Spaziavano i suoi colleghi, il papà era tra questi, tra quelli che erano gli uffici spiaggia, quelli che erano le ville, quelli che erano i condomini, gli alberghi. Quali erano le fonti di ispirazione, visto che avete fatto uno studio anche su questo? Dunque, guardavano tutti con molto interesse l'architettura americana, Frank Lloyd Wright in modo particolare, Le Corbusier, ci sono delle influenze abbastanza mescolate, ma in generale l'idea dell'architettura organica, di un approccio verso la natura, è quella che anima la maggior parte di questi interventi e che dimostra anche una grande attualità, perché adesso si parla del verde, del rispetto della natura, dell'ecologia, sono tutti temi che erano già presenti, per esempio in D'Olivo, Ecotown, la città ecologica, e quindi è anche, secondo me, di un estremo interesse ripercorrere queste tappe, proprio per questo motivo. Nella storia dell'architettura, quindi, questa visione, come la interpreta, come la vede, come si inserisce? La visione della città, no, lo chiedo al professor Luppi. Non ho capito bene. Cioè, dico, questa visione di Lignano, con questo tipo di strutture, in quella che è l'architettura nella storia, come si pone? Come la vede? In quale contesto si inserisce? L'architettura di Lignano è l'architettura del suo tempo. Negli anni 50, appunto, come diceva Giulio, avevano alcuni riferimenti e costruivano così. Ada, io innanzitutto la ringrazio per il vostro intervento. Cosa ci sta preparando? Allora, parlare adesso di Lignano, ovviamente, quella che è la condizione di questo momento è un po' difficile perché stiamo tutti passando un momento un po' complicato, però come si sta preparando Lignano alla prossima stagione? Non posso non chiederglielo. Lignano credo abbia un atteggiamento di grande positività, nel senso che la stagione è la vita di Lignano, il sole, il mare, l'aria di vacanza. Cerchiamo di valorizzare il più possibile l'ambiente, le persone che vengono da fuori Lignano ne apprezzano il verde, il clima, il tenere bene le cose, il curare il verde pubblico, oppure le passeggiate, sempre più piste ciclabili, eccetera. Credo che Lignano abbia un grande bisogno di un abbraccio, un tenero abbraccio da parte dei suoi ospiti e dei suoi visitatori. Ci sarà una bella stagione ricca di appuntamenti con personaggi importanti, ne ho portato a casa uno anche l'altro giorno. Io credo che è un bel punto Lignano dove andare, un bel punto dove andare per sognare, per trascorrere momenti di serenità. Speriamo di poterlo fare. E avete un'opportunità in più di visitare Lignano, dentro Lignano, in questa opera di Giulio Avon e di Ferruccio Luppi, realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Lignano. Avete sempre passeggiato per Lignano, avete notato delle cose molto particolari. Qui ve le raccontano in tutti i dettagli, in tutte quelle che sono anche le curiosità legate a questa pubblicazione. Vi ringrazio molto per l'opera che avete svolto. Grazie davvero. E questo applauso arriva a voi. Grazie, grazie davvero. Vi invito a rimanere qui, ovviamente. Io questo libro lo conservo, ne stavamo parlando prima con Gianmarco De Michelis, anche lui lignanese doc, che stava apprezzando quello che si vede qui. Ripeto, davvero complimenti davvero. Bene, e a questo punto un po' di ballo, un po' di movimento, ma certo, con noi Club Diamante FVG, io lascio libero lo spazio, con noi Club Diamante FVG.
Ma che bravi, adesso sgomberano il palco e arriva Marisa Benes che ci racconta cosa abbiamo visto. Marisa Benes, Club Diamante FVG. Buonasera Marisa. Buonasera a tutti, Dimmi ciao tutto. Michele. Abbiamo visto questa sera un ballo diverso, la scorsa settimana era Samba, Brasile. Questa settimana invece Pierluigi Bottecin e Lisa Cudin del settore internazionale della danza sportiva hanno presentato un paso doble, una danza tipicamente spagnola. E loro ricordo ancora che ballano insieme senza mascherina perché così è previsto dal CONI e dalla federazione nostra, dal protocollo di sicurezza della federazione italiana, e quindi la nostra scuola diciamo può continuare con le coppie di interesse nazionale e internazionale. Molto bene, ci piace sempre precisare questo. Grazie Marisa, complimenti a Club Diamante FVG. Io ne approfitto dell'assessore Iuri perché volevo chiederle dove si trova il libro Dentro Lignano? Si trova nelle edicole, è anche ordinabile online? Allora, è ordinabile online senz'altro, ma nelle librerie di Udine si trova facilmente, oltre che nelle 2 librerie che abbiamo a Lignano. A Lignano. Perfetto, Sì. grazie, mi sembrava Sì. doveroso a completamento Grazie. di quello che era l'intervento. E a questo punto ospite fisso di 10-100.000 è Sdrindule. Eccolo. Guarda che mi ha fatto piacere intanto vedere quel signore, l'architetto, che non le ha detto mai nessuno che è il sosia di Gastone Moschin. Chi è? Guarda se non è uguale. Quello Ma del come? film. Quello è di Amici miei. Ah, sì, è vero. Dai, mo. Intanto devo salutare Fabio e Sofia, prima di tutto. E dopo un ringraziamento, guarda, tu sai dopo perché, al dottore Felice Messina, al dottor Palma e alla sua equipe, al dottor Robbioni e alla sua segretaria. Tu sai perché. Volevo fare un saluto a questa gente Ci che mancherebbe. disponibilità, umanità e professionalità. Grazie ancora. E con questo possiamo ricordare tutti i medici. anche per Bravissimo. tutto. Io vorrei fare un perfetto. applauso per i Perfetto. medici, per il Sì, personale sì, sanitario, sì, sì. che sono sempre stati impeccabili, ma in questo ultimo anno e mezzo stanno veramente dando il massimo. Quindi scusa Hermes se ti ho interrotto. Sì, benissimo. Hai visto che giacca che ha? Hai visto? Visto che roba? Lo stai portando su una brutta strada, secondo me. Ma vabbè. sì. Questa è la giacca che mi ha regalato lui, l'ultima. Questa è la Sai new che entry. ti sta bene però, Sì, non c'è Allora, male. mi hanno detto, vai là, tira sul morale. Ma sai quanta gente che ci guarda? Avevi dubbi? No, sono contento, guarda. Anche mia suocera. Senti, invece tua zia è ancora a dieta a proposito? No, mia zia, tu sai che pesa 1,20 quintali. Sì. Ha fatto 3 diete, ha fatto. Duncan, tutti quei sacramenti. Sì. Non è calata neanche di un etto. E adesso è andata a Trieste dal dietologo, Uccio Cagotto, medico condotto, e ha detto, signora, la lasci perdere tutte le diete che non serve a niente. Lei per dimagrirla deve mollare pane, pasta, carne, verdura, frutta, insaccati, formaggi e gelati. Tutto praticamente. Ha detto, dottor, se devo mollare tutta sta roba, è meglio che mi dai l'estrema unzione. E lui ha detto, mi raccomando, con poco olio. Non sta ridendo. Hermes, Dimmi, caro. Sdrindule. Guarda che siamo... sì. 5, 4, 3, 2, 1. Pubblicità e poi torniamo con te. Pubblicità. Pubblicità. Mi guardo, qui mi sembra quasi specchio delle mie brame. Chi è il più comico del reame? Sdrindule. Sdrindule, ecco, vai. Grazie, caro. Cosa stai facendo? Mi sa che siamo in Carnia
in un bar al Caratel. Entra un triestino e dice: ciao Bonhomme, la mi facci un caffè illi? Mi raccomando, ristretto. Sì, Dio. E dopo la mi dica, Bonhomme, quanto costa il zucchero? Ma che domande mi fa? La vedi che il zucchero è gratis, poi non si può, no? È gratis. Cosa c'è gratis il zucchero? Cioè? Allora la mi metta 12 cucciarini. Cioè. Ma cosa dice? Se metto 12 cucchiaine perde la Roma, no? Non mi interessa se perde la Roma, mi tifo Triestina. La scemata più grande. Tieni qua, bevi, Tom. È pronto il bicchiere, va, tieni qua. Faccio un brindisi alla nostra trasmissione. Dai, Fritz, bevi, dai. Fritz! Dimmi. Allora, come va che è un po' che non ti vedo? Guarda, sono disperato, ho fatto 10 sedute dallo psicologo perché mi faccia andare via la voglia di bere. Scusa, ma se stai bevendo? Bevo contro voglia. Ecco. Vabbè. Devi andare avanti ancora, devi farne ancora. Non lo so. Ancora una, dai, una, vai. Una. Ancora una. Vai. Sì, dimmi. Io ti devo dire. Sì. C'è quella. Fritz! Sì, fermo lì, senti. Fritz! Dimmi la verità, quante donne hai avuto nella tua vita prima della Frizza, si intende, prima della Frizza? Quante ne hai avute? Una trentina. Ma non esagerare, dai. Te lo giuro, era di Trento. Queste sono cose veloci. Sdrindule, ci vediamo dopo con un'altra sorpresa e grazie anche a Daniele Bellotto, ovviamente. Grazie Sdrindule. Che bella squadra, a parte io che sono qua di passaggio, ma guardate di quanti amici mi circondo e tra questi amici di 10, 100.000 noi veramente ci divertiamo. Noi speriamo che a casa arrivi questa voglia nostra di stare in vostra compagnia. Ripeto, anche in questo momento senza dimenticare quello che ci accade, però cerchiamo di portare un po' di leggerezza, magari con qualche curiosità, con qualcosa che magari vi sfugge e quindi noi siamo qui anche a ricordarvi le tante belle cose che ci sono, le belle realtà che ci sono anche nella nostra regione. Abbiamo prima parlato di Lignano e la Cineteca del Friuli, altro nostro importante amico, ci ha fornito un bellissimo filmato su Lignano. Io ringrazio ovviamente Livio Jacob, presidente e direttore della Cineteca, per essere dei nostri anche quest'anno, e ringrazio Carlo Gaberschek per questi testi straordinari che vi prepara a supporto di quelli che sono i video. Quindi andiamo a leggere insieme. Il boom edilizio e turistico di Lignano, la nuova città balneare sorta sulle coste del Friuli 60 anni fa, non poteva non essere celebrata anche dal cinema. Infatti all'inizio degli anni 60 vennero realizzati parecchi documentari su Lignano, alcuni dei quali sono stati recuperati e restaurati dalla Cineteca del Friuli, tra cui quello che vedremo tra poco, che fu girato nel 1963 dal regista udinese Antonio Seguini De Santi su incarico dell'azienda autonoma di soggiorno. Il documentario offre un'ampia panoramica dell'originale aspetto urbanistico di questo modernissimo centro di vacanza e, grazie anche alla sua fotografia dai colori vivi e brillanti, sa efficacemente farci rivivere sullo schermo il clima vacanziero e l'effervescenza dell'estate lignanese di quei lontani anni, l'atmosfera briosa e frizzante di quella nuova Florida d'Italia. Ecco il filmato. A Lignano, la più settentrionale tra le spiagge d'Italia, tra Venezia e Trieste, la spiaggia più vicina al cuore d'Europa. Otto chilometri di spiaggia dal caratteristico colore danno a Lignano il meritato nome di Sabbia d'Oro, stesa tra l'azzurro del mare ed il verde dei vini. Ne era entusiasta ammiratore anche Hemingway, che vedutala la definì Florida d'Italia.
Sviluppata secondo moderni criteri urbanistici, Lignano si articola su 4 nuclei principali, tutti autosufficienti. Sabbiadoro, il nucleo originario da cui presero avvio le fortune di questa spiaggia. Lignano City, nuovo complesso residenziale a struttura intensiva, con la sua architettura modernissima e funzionale. Lignano Pineta, originale invenzione architettonica girata attorno ad una ariosa spirale, immersa nel verde. Emergono i grattacieli, che fanno da punti di riferimento nella vasta oasi residenziale. Lignano Sud, con il nuovo stabilimento psammatoterapiko e la darsena sulla foce del tagliamento, costituisce la zona di più attuale sviluppo. Collegate in un tutto unico da ampi viali e dal lungomare, le 4 Lignano contano numerose ville, alcune delle quali proprietà di noti personaggi del cinema, della politica, della finanza, gradito soggiorno nelle loro vacanze. Tra il verde dei parchi sono a disposizione degli ospiti circa 200 tra alberghi e pensioni di ogni categoria, oltre a 1800 appartamenti di affitto. 5 motels, 4 campings, dotati di ogni attrezzatura, accolgono ogni anno all'ombra dei pini numerosi turisti di ogni nazione. Da maggio ai primi di ottobre ferve la vita balneare di Lignano. Fiorita di innumeri ombrelloni, la spiaggia vastissima assicura sempre spazio abbondante per tutti. Ognuno a suo modo gode l'incanto del sole e del mare, mentre altri si appresta alle prime esperienze di navigazione. Accanto alle tradizionali cabine, moderni impianti arricchiscono tutta la spiaggia di una completa serie di servizi. Sono così a disposizione bar, spogliatoi, docce, raccolti in strutture architettonicamente diverse che creano una simpatica nota di varietà e di colore. Pontili si protendono sul mare per quanti amano i tuffi ed il nuoto. Il pendio dolce ed eguale, la mancanza di pericoli, rendono questa spiaggia ideale per i bambini. Per loro è a disposizione una ricca attrezzatura di giochi,
anche se i giochi più belli restano sempre quelli che essi inventano. Bellissimo, bellissimo questo filmato della Cineteca del Friuli. Beh, insomma, una puntata particolarmente ricca. Ovviamente uno degli ospiti fissi e storici di 10-100.000 è Livio Commisso, studio Mediacom di Monfalcone, che ogni settimana ci porta degli ospiti che ci regalano delle emozioni e delle cose straordinarie. Lascio a te il microfono per presentarci il tuo ospite. Ciao a tutti, buonasera. Riprendiamo i nostri appuntamenti con l'arte che li abbiamo un po' tralasciati, diciamo, e con me ospite questa sera c'è Fulvio Dott, che non è solamente un artista a livello ormai europeo, perché le sue mostre hanno valicato da tempo i confini italiani, ma è un collega nella Galleria d'Arte di Gradisca, La Fortezza, che gestiamo insieme con altri 4 soci. È un amico soprattutto, e quindi questa sera mi fa molto piacere presentarlo, perché le sue opere sono un momento di vera gioia per l'animo, diciamo, no? Lui ha una grande ispirazione e prende ispirazione soprattutto da elementi naturali, come vedremo anche nelle immagini che scorreranno, ma soprattutto lui si occupa dell'architettura, e l'architettura è stata sempre la sua passione, visto che fra l'altro ha frequentato la facoltà di architettura di Venezia. Ma io vorrei che lui ci facesse un piccolo excursus sulle sue opere, e passo volentieri la parola a Fulvio. Dici qualcosa di queste splendide opere che abbiamo portato qua in studio. Beh, sono 2 soggetti che sono i miei soggetti, diciamo, classici e storici, la Grecia, quindi le architetture mediterranee, e la Venezia. Parlavi di architettura, di università di architettura, è stata fondamentale per quella che poi è diventata il mio modo di dipingere. Perché ad architettura quello che disegnavi, il minimo sindacale era che doveva stare in piedi. Quindi dalla scuola d'arte, dove mi insegnavano una tecnica pittorica astratta, quello che ne è uscito è un mix tra le due cose, un mix tra l'architettura e un mix tra la pittura astratta. Livio, adesso andiamo con un po' di pubblicità, dove vedo queste immagini di queste opere straordinarie, e ovviamente non è finito qui, perché abbiamo ancora molto da dire. Insieme a Livio e a Fulvio, mi permetto di chiamarla Fulvio, andiamo con un po' di pubblicità e poi tante altre belle cose. Pubblicità! E rieccoci ancora insieme per questa nuovo appuntamento, sempre con 10-100.000. Io vorrei anche fare, poi ritorniamo al nostro ospite, un ringraziamento a Gianmarco De Michelis, perché ci crea dal vivo la colonna sonora, il sottofondo musicale di questa nostra trasmissione. Abbiamo lasciato qualche istante fa, non è questo Gianmarco De Michelis, abbiamo interrotto qualche istante fa per la pubblicità un ospite che è qui con noi, anzi è ospite della rubrica che cura Livio Commisso, Fulvio Dott. L'abbiamo lasciata che si parlava di architettura con queste splendide opere alle sue spalle. Se possiamo continuare l'argomento appunto che stava accennando. Certo, architettura, si vede, è la parte preponderante delle mie opere. Mi piacciono le pareti, mi piacciono le architetture proprio, possibilmente storiche, però con un però. Lei può vedere in qualche opera che io ho portato che all'interno dell'opera stessa ci sono dei simboli che sono simboli della nostra società attuale, sono simboli del computer, dei social network, di varie cose. Perché li inserisco nei quadri? Perché soprattutto nella Venezia i palazzi che io raffiguro sono palazzi reali, sono veri, esistono. E li hanno dipinti tutti, dai vedutisti, dal Canaletto fino a me, l'ultimo degli ultimi rispetto a loro, ovviamente. Io però voglio fare capire che sono dipinti oggi, che sono
palazzi storici ma dipinti oggi, con i controsensi che l'oggi porta, con i controsensi che una località come Venezia, una città come Venezia ha intrinseci. Ecco, io cerco nel mio modo di dipingere di portare alla luce questi piccoli controsensi e attualizzare il tutto. Ma come oggi Venezia ha un significato magico, diciamo, perché Venezia purtroppo è deserta in questo periodo qua. Noi ci siamo resi conto con la nostra galleria che facciamo molta fatica ad andare avanti, ma io volevo chiedere a Fulvio quanta fatica fa lui, perché questo è il suo mestiere, non è che lui fa il panettiere e poi dipinge a ore perse, cioè questo è il suo mestiere e volevo capire che tipo di difficoltà sta riscontrando in questo periodo. Beh, in questo momento non è facile per l'arte, per la pittura, come non è facile per moltissime altre attività, è inutile nasconderlo. La situazione è analoga un po' in tutta Europa. Io ho delle gallerie di riferimento in Francia, ad esempio, e la situazione è uguale. Quindi c'è questa difficoltà che speriamo di passare tutti il più in fretta possibile, sia per il lavoro sia per la situazione di vita, per vivere in un altro modo. Questo però ti porta anche, almeno ha portato me, a una cosa un po' diversa. Nel primo lockdown, dove siamo stati veramente chiusi, tutti bloccati, non lo so per che motivo, o meglio, il motivo l'ho pensato dopo, prima è stato istintivo, mi è venuta la necessità quasi di dipingere, di disegnare la natura, gli spazi, perché mi mancavano gli spazi. Quindi c'è stato un periodo dove non c'era Venezia, dove non c'era la Grecia, ma dove c'era il verde, dove c'era l'isola della Cona, dove c'era la palude, dove c'era lo spazio. Vedi, Michele, che riallacciamo al discorso che abbiamo fatto l'ultima puntata con Andrea Mascarin per i boschi, per la natura e tutto quanto. Vorrei chiudere questa cosetta con una piccola parentesi. Non c'è ancora la televisione olfattiva, perché tu forse ti rendi conto, io sono qua dietro, qua davanti anzi, a un quadro che è stato appena realizzato da Fulvio e c'è il profumo della trementina, dell'olio, eccetera. È fantastico veramente. Grazie Livio, grazie a Fulvio Dotto ovviamente e Livio che continua a farci scoprire questi veri tesori, perché voi siete dei veri tesori per tutti quanti noi. E guardi Fulvio, Livio ha affrontato un argomento, certo, che è quello della difficoltà dell'arte in questo periodo. Noi, tra l'altro, queste cose in questa trasmissione si legano spesso magicamente, perché a volte ci troviamo qui, decidiamo insieme la scaletta, prendiamo degli spunti, abbiamo parlato di Venezia, più tardi abbiamo parlato di Lignano, abbiamo visto il filmato di Lignano, gli anni 60, più tardi Gianni Sachs ci farà ascoltare un brano di rondò veneziano con delle immagini di Venezia e poi giustamente abbiamo parlato della difficoltà del mondo dell'arte. Noi a 10-100.000 lanciamo una rubrica, abbiamo lanciato una rubrica che si chiama Pronti Via, dedicata a tutti coloro che lavorano in particolare nello spettacolo, però a questo punto anche all'arte, dove siamo, noi compresi, perché anche, insomma, anche chi fa, il sottoscritto, insomma, non è che abbiamo fatto tantissime serate l'anno scorso, come in realtà è giusto che sia, ma noi siamo pronti per ripartire appena si potrà, perché prima o poi ripartiremo. Quindi il Pronti Via è dedicato proprio a tutti coloro che sono stati costretti e saranno costretti per un periodo a rimanere fermi. Questa sera con noi c'è un gruppo molto particolare, si chiama Gaber con noi. Giorgio Gaber faceva il teatro canzone, significa che, chi è appassionato di Gaber lo sa, la musica è la parte recitata. Iniziamo con la parte recitata, quindi al centro del palco Antonio Schiavulli. Ero lì, in un'orgia, in mezzo a della gente che conoscevo poco e che non era molto attraente. Ero lì in un'orgia, ma non c'avevo voglia e allora me ne stavo un po' in disparte, per rappresaglia. No, grazie, senza complimenti, il genere non mi interessa. Oddio, se proprio insiste, se dice che è una scommessa. Ero lì in un'orgia. Facevo qualche cosa, non mi ricordavo una serata così noiosa. No, mi creda, mi diverto molto, sì, sono solo un po' in soggezione, però mica le dispiace se accendo la televisione. Ero lì in un'orgia e per primo mi fermo, ma man mano
anche gli altri sono distratti dal teleschermo. E così, tutti nudi sul secondo canale, vediamo un film d'amore, un po' vecchiotto, ma niente male. Bello, sì, a me piace, perché alla fine i due si sposano. Ah sì, anch'io sono per il lieto fine, mica come quei film moderni lì che non si capisce niente, in fondo sono un sentimentale. Scusi, avvocato, ha mica visto le mie mutande per caso? Grazie Antonio, grazie. Questa era la seria ironia di Giorgio Gaber. E con noi, Gaber con noi, c'è Antonio Schiavulli che abbiamo appena conosciuto e poi Carlo Feruglio. Buonasera. Buonasera a tutti. Gaber con noi. Perché questa esigenza di interpretare e reinterpretare il grande Giorgio Gaber? Diciamo che inizialmente io ho sempre amato Gaber già da bambino, poi magari apprezzavo più le canzoni allegre, il Guganga, il Torpedo, il Cerutigino. Dopo, crescendo, chiaramente ho apprezzato anche la parte più profonda dei testi e anche delle musiche. Io ho iniziato una esperienza con un'altra persona 6 anni fa, che abbiamo fatto Gaber, poi il progetto è finito, e un giorno Antonio, che conosco da tanti anni per motivi anche di lavoro, mi ha detto: ma perché non facciamo io e te qualcosa? E così è nata questo nuovo gruppo che pian piano ha aumentato il numero di componenti, siamo partiti in 2, in 3 con un trombettista e adesso siamo in 6, quasi 7, vediamo. Per cui la passione era quella di raccontare un po' Gaber, anche perché magari si parla poco di lui. Troppo poco, mi permetto di dire, troppo poco. E invece, almeno noi facendolo, più lo facciamo, più lo scopriamo e più ci piace di più, per cui è veramente un fuoco che si alimenta sempre maggiormente. Da chi è composta la band? Allora, la band è iniziata appunto con Antonio Schiavulli, che fa il nostro presentatore e fa i monologhi, il sottoscritto che suona la tastiera e canta, il trombettista che eccolo qui, che è Giovanni D'Ambrosio, che saluto. E dopodiché si è unito a noi il batterista, Marco Zancani alla chitarra. Seguo le foto così non sbaglio. No, ma non so se le foto sono comunque in ordine sparso. Ok, io lo facevo cronologicamente. Possiamo citare... Sì, questo non siamo noi. Giorgio Gaber. Esatto, questo è proprio Gaber. Esatto. Questo è Giorgio Gaber. Poi c'è Ego Zanin alla batteria, che è ancora amico di Hermes, tra l'altro, e Fabio Moreale al contrabbasso. Aggiungo che si è unita proprio da pochissimo anche Susanna Piticco, che mi aiuta nel canto e fa i cori, ma io vorrei citare soprattutto anche una persona che non compare mai, ma è fondamentale per noi, che è il nostro tecnico audio, luci, e quello che ha fatto anche i filmati, che è Edo Danellutti, che saluto chiaramente. Antonio, interpretare Gaber, che dovrebbe già essere microfonato. Ah, scusa. Interpretare Gaber. Si è cercato una bella... Ma devo dire che a me quello che ha interessato sin dall'inizio, scoprendolo, cioè Gaber, anch'io per età, insomma lo conoscevo da molto tempo, sin dagli esordi sostanzialmente. Io mi ricordo il musichiere con Ciao ti dirò, quando Mario Riva lo presenta. Ma scoprire il teatro canzone, in effetti, è un approfondimento che rende soprattutto d'attualità tutto il discorso che Gaber fa, che poi lo fa con Sandro Luporini, perché non dobbiamo dimenticare che scriveva i testi del teatro canzone era Sandro Luporini, poi li rivedevano insieme e poi insomma lui musicava il tutto quando non si trattava di monologhi. Quindi anche l'interpretazione, siccome è inimitabile, anche l'uso del leggio, anche in molte nostre rappresentazioni che abbiamo fatto, soprattutto nel 19, noi abbiamo cominciato la prima esibizione a Grado, mi ricordo, a dicembre del 1918, poi il 19 ci siamo esibiti più volte. 2018, scusa, è l'emozione. E Antonio Megalomane. È l'emozione. Quindi molte volte sono andato anche a memoria. Oggi usavo il leggio un po' per sicurezza, confesso, però secondo me il leggio è il momento, almeno del monologo, più adatto, perché come dico, io cerco di cogliere, sostanzialmente cerco di medesimarmi. Oggi, prima di venire qui, ho sentito molto Gaber, ma non l'orgia, che poi dirò come nasce il momento dell'orgia sostanzialmente,
ma cerco di sentire un po' il suo sentimento, quello che ci mette dentro, no? Perché mi interesserebbe sostanzialmente riprodurre quella stessa emozione. Poi, come dico, è inimitabile Giorgio Gaber. E l'Orgia, voglio dire questo, che è il primo, un po' l'abbiamo scelto per la brevità, insomma, del testo, certo, ma è un monologo che poi verrà messo anche in musica, molto interessante col tempo del tango, e sostanzialmente appare nel primo disco, nonché rappresentazione del Teatro Il Piccolo di Milano, nel Signor G. E il Signor G è un misto di canzoni già esistenti e alcune nuove che fanno la presentazione del Signor G, dove c'è la collaborazione appunto con Sandro Luporini. Grazie Antonio. Noi adesso, prima di andare in pubblicità, voglio farvi vedere una cosa, poi andiamo in pubblicità e andiamo a vedere, quando rientriamo, un video di una vostra esibizione. A proposito di Gaber, sapete che a noi di 100.000 piacciono anche le rarità. Questa è un'edizione del 1966 della canzone Brava Brava di Giorgio Gaber, lo vedete qui, riusciamo ad andare. Suonata, il gruppo che suona è Augusto Martelli e la sua orchestra. Questa è davvero una rarità che io ho trovato nel mio magazzino, nel mio archivio, e che volevo farvi vedere. Insomma, questo è un Giorgio Gaber giovanissimo, molto prima del teatro canzone. Subito la pubblicità, andiamo con i nostri amici di Gaber con noi. Pubblicità! Grazie per l'applauso. Stavamo parlando con Antonio Schiavulli e Carlo Feruglio di Gaber con noi, di Giorgio Gaber, questo grandissimo artista che loro reinterpretano non solo sotto il punto di vista musicale, ma anche sotto il punto di vista teatrale. Abbiamo ascoltato Antonio che ci ha presentato un monologo, adesso andiamo a sentire la band che suona in questo video. Eccoli. Con le opinioni sono stanco, vorrei andarmene lontano, ma purtroppo mi ci invischio, ogni volta mi accanisco, è una droga, non ne posso fare a meno. E poi, e poi, e poi, e poi, e poi, ci siamo noi. Un uomo e una donna, tutte le nostre speranze, le nostre paure, che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi chiamiamo amore. E poi, poi e poi, è un gran bombardamento di notizie, la vita è piena di ingiustizie, di soprusi veri, devi dare una mano, non puoi tirarti fuori, devi andare a votare poco convinto, devi fare il tuo intervento, devi partecipare a questo gioco di potere, sempre più meschino e scaltro, e tutto quello che io sento è qualcos'altro. E qualcos'altro. E poi... Ma che belle emozioni, che belle nozioni, davvero bellissimo. Gaber con noi. Carlo, grazie per averci offerto questo momento bello e per i momenti che ci potrete offrire appena saremo tutti pronti per ripartire, pronti via. No, grazie a te per averci dato questa opportunità. Poi so che sei un amante di Gaber, per sì, tra l'altro ci fa molto piacere. E speriamo di rivederci da qualche parte presto. In qualche bel palcoscenico, in qualche bella piazza della nostra regione. Antonio, vuole aggiungere qualcosa? Abbiamo dato delle pillole, insomma, di Gaber. Io ringrazio anche per l'invito. Queste pillole, volessimo, le potremmo ridare quando volete. Si potrebbe fare la storia di Giorgio Gaber dal 70... Abbiamo visto dal 66, un brano dal del 66 eccezionale, però appunto un prima Gaber, dopo Gaber, noi ci siamo, insomma. Con Carlo possiamo raccontare tutto il Gaber che vogliamo. Gaber è con noi e grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a voi. Bene. Ed ora sdrindole.
Strinduler. Guarda che bravo. Daniele Bellotto, tacco il microfono. Sai che sono proprio contento di aver rivisto i Gabberman lì, no? I Gabberman. Sì. Ma vuoi che ti dico? Intanto devo salutare Il batterista che è a casa e che ci guarda di sicuro, Ego. Poi il Carlo lì, Ferruglio, mi ha fatto un grande piacere a me. Io ho scritto tanti anni fa una canzone che si chiama L'Ave Maria, per la Madonna, per l'Ave Maria. Lui l'ha musicata e la suona in chiesa. Bellissimo, bellissimo. Bello questo, grazie Carlo, grazie. Facciamo una cantata? Sì, volentieri. Tu sei pronto? Dedichiamo a Michele e per te e tutto lo staff, mamma mia, che siamo amici da tanti anni, amici miei. Ma sì, andiamo? Sì. Andiamo, Vai. va. Quando ti prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza. È un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. E la tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola detta ad un amico che è un po' giù, fare un sorriso che in alto vola, torna la vita e di nuovo si va su. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei, questi sono gli amici miei, questi sono gli amici miei. Grazie Daniele, grazie Michele.
questa era dedicata. Questi sono gli amici nostri. Sdrinduri da più di 40 anni che il nostro amico ci fa compagnia. Che faccio Grazie. il mona, grazie. Grazie davvero, non è vero. Non c'è è niente vero. da fare. Daniele, io Sì. so che tu hai una canzone pronta, ma io prima Sì. vorrei fare una domanda a Gianmarco, visto che abbiamo parlato di anni 60, di musica, e poi preparati tu col tuo brano. Poi abbiamo altre due ospiti che all'inizio, vi ricordate con gli abiti d'epoca, abbiamo visto due bellissime signorine, due bellissime ragazze sfilare. Bene, sono Miss Friuli Venezia Giulia 2019, ovviamente legata a Miss Italia, e Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Le intervisteremo dopo, sono già in posizione ma ancora non ve le facciamo vedere. Le avete viste prima con gli abiti d'epoca, adesso sono ritornate ovviamente le ragazze moderne, che sono quotidianamente. Ma io vado da Gianmarco, perché parliamo di cose moderne, parliamo di cose passate. Gianmarco, io pensando a Lignano, agli anni 60, negli anni 80-85 nelle discoteche funzionavano alla grande le serate anni 60, cioè una serata a settimana c'era di revival. Poi negli anni, adesso nel 2000, si torna indietro di 20 anni, quindi agli anni 80. Adesso le serate si fanno o anni 80 o anni 90. Le ragazze fronte a me dicono è vero, è così. Perché? Cioè, perché non piace più alla generazione adesso quelle degli anni 60? Come mai c'è questa ricerca continua di aggiornarsi in qualche modo pur nel passato? Ma diciamo che è un po' tutto legato alla moda. Quello che detta la moda poi lo trovi anche in musica, perciò sono due ambienti che vanno sempre per mano a braccetto, perciò nell'attimo in cui c'è di moda l'abbigliamento anni 70, anche nelle discoteche si tende a fare produzioni nuove con sonorità anni 70 o a prendere brani vecchi e riproporli in forma di remix, quindi tu ti trovi a suonare quello che sono gli anni 70 in chiave moderna. Quindi diciamo che i grandi stilisti in qualche modo ispirano anche quelle che sono le scelte e i fattori musicali. Sì. Grazie a Gianmarco, e Gianmarco ha sempre questi dettagli tecnici, veramente ringraziamo Ettorino che è lì con noi, è un po' la nostra mascotte, il nostro Ettore. Bene, a questo punto da questa parte c'è Daniele Bellotto. Che canzone ci presenti? Allora, canzone di un artista che io stimo tantissimo, bravissimo da anni, da tantissimi anni sulla breccia dell'onda, solo che non l'ho mai visto ridere una volta. Lui si chiama Nicola Di Bari, la canzone si intitola Vagabondo. Vedo se riesco a farla senza ridere, così magari mi ricorda un po' di più. Daniele Bellotto! Vado. Vai! La gente dorme, scendo giù, taglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, qualche santo ti guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Eppure tu ragazza sai fermare la mia corsa, negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, santo ti guiderà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe
sto sognando, delirando. Siamo ancora qui con voi, sempre su Telefriuli, sempre 10-100.000, ovviamente anche ringraziamo tutti quegli amici che magari ci seguono in streaming o sul canale YouTube di Telefriuli, che siete in tanti e a noi fa molto piacere. Bene, vicino a me c'è Paola Rizzotti, agenzia modashoe.it. Buonasera Paola, innanzitutto. Buonasera Come sta andando la banda là dietro? Benissimo. Bene, si comportano tutto bene. Sotto controllo, tutto sotto controllo. Allora, noi abbiamo iniziato con due modelle su una bellissima canzone, Sapore di sale, che ci hanno interpretato Daniele Bellotto con Gianni Sachs. Le modelle indossavano due abiti d'epoca degli anni 60, tratti dallo spettacolo 1950, 60 e 70 show che modashoe.it organizza in tante piazze nel nord Italia prevalentemente, e le protagoniste di quella sfilata sono Jennifer Pavesi, che è Miss Friuli Venezia Giulia 2019, e Marta Morsanutto, che è Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Parliamo di Miss Italia, Paola, uno dei fiori all'occhiello di modashoe.it. Sì, esatto. Cosa sta succedendo quest'anno a Miss Italia? Poi andiamo... Allora, al momento siamo pronti per partire. Anche noi pronti via, come la rubrica. Via, vale anche per noi, però come ho detto anche nelle precedenti puntate, stiamo aspettando appunto di capire quello che si potrà fare, quando si potrà ricominciare, ma l'importante è che noi siamo pronti. E soprattutto che le ragazze possono iscriversi a Miss Italia 2021 sul sito missitalia.it. Io inizierei da Jennifer, la Miss Italia, la Miss Friuli Venezia Giulia 2019. Ci saranno delle foto che mandano in onda quello che stai facendo adesso. Cosa ti ricordi di quell'esperienza? Che è stata l'ultima edizione di Miss Italia fatta in condizioni normali, quindi il grandissimo evento televisivo, un mese di prefinali nazionali e di finali. Cosa ti ricordi, Jennifer? Allora, innanzitutto buonasera e grazie a voi per avermi dato questa opportunità di partecipare, anche se sono vecchia ormai. Pensa se è vecchia lei, noi. La vecchia Miss. No, allora è stata un'esperienza indimenticabile, un'esperienza che mi ha fatto vivere tante emozioni insieme. Ci sono stati tanti sorrisi, quanti pianti, quanto nervoso e gioia anche per tutto ovviamente quello che è successo dopo. È stato un misto di emozioni. Scusa, tu sei fotografato qui con Paola Rizzotti e con Carolina Stramare, la Miss Italia di quell'anno, con la quale hai legato un ottimo rapporto di amicizia, mi risulta. Eccoli qua, insieme a Trieste. Sì, e con Carolina ci siamo trovate fin da subito, eravamo in camera insieme, quindi abbiamo vissuto tutta l'esperienza, dall'inizio alla fine sempre insieme, condividevamo anche le stesse emozioni ovviamente e riuscivamo a parlare, a confrontarci su tante cose, ci siamo sostenute e aiutate un pochino a Queste che stiamo vicenda. vedendo sono foto della prefinale, qui eravate al Red Carpet, tu insieme a altri rappresentanti della nostra regione a Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia. Poi dopo Miss Italia però a sfilate, hai fatto diverse cose, insomma, opportunità ce ne sono state. Sì, assolutamente. Dopo Miss Italia ti si apre un mondo perché hai tante possibilità, non c'è solo la possibilità di fare la modella ovviamente, perché come per me, per esempio me adesso sono in TV, quindi non c'è solo l'esperienza della modella, che tanti pensano sia così. E quindi grazie a Miss Italia ho vissuto oltre una bellissima esperienza di 15 giorni e anche tutto quello che viene dopo. Allora, tu Jennifer hai vissuto l'esperienza che stiamo vedendo, un palco enorme, tutte le ragazze vicine, vi abbracciavate, è un po' la sintesi della gioia che porta Miss Italia. Quest'anno da Miss Friuli in Carica sei stata ospite in quelle poche serate che Paola Rizzotti con lo staff di modashoe.it sono riusciti a organizzare, ovviamente perché rispettando le normative non era facile. Hai trovato un ambiente completamente... Io l'ho detto scherzando una sera, l'ho detto anche alla Paola, più che un camerino sembrava di essere un'infermeria, perché poi Paola è molto precisa, controllava la temperatura, il distanziamento, le mascherine. Hai trovato un ambiente completamente diverso dall'anno scorso. Sì. Quali sono state le sensazioni? Ho trovato una realtà strana, limitata. Ero abituata a scambiarmi le scarpe, i trucchi con le ragazze in camerino, quindi è normale che poi quando le vedi tutte distanziate con la mascherina fa una certa impressione e immagino che non abbiano vissuto anche con tutta la libertà con cui l'ho vissuto io con questo concorso, quindi...
Si sono anche impegnate. L'abbiamo vista poco più che bambina, se si fa per dire, le ragazze non avevano 18 anni a partecipare a Miss Italia, e invece brava, grazie per questa testimonianza. Paola, però voi le ragazze le sistemate bene, le fate crescere bene. E Miss Friuli Venezia Giulia del Esatto, non per nulla. E parlando. adesso invece andiamo con chi ha vissuto un'esperienza completamente diversa, con Marta Morsanuto. Di dove sei, Jennifer? Ricordiamolo. Io di Terzo d'Aquileia. Invece la Marta Morsanuto, la Miss Friuli Venezia Giulia 2020, è di Ronchis, di Latisana. Tu invece ti eri trovata nell'anno del Covid. Quindi Esatto. numero di ragazze limitatissimo. Ma com'è stata questa esperienza? Sei stata scelta attraverso un casting fotografico. Com'è andata quelle giornate a Roma? Allora, innanzitutto buonasera e grazie per l'opportunità anche a me di essere qui. E confermo quello che ha detto Jennifer poco fa, ossia che è stato davvero strano vivere questa emozione senza poterla vivere, diciamo, al massimo, nel senso che non avevamo la libertà di abbracciarci, la libertà di supportarci in maniera fisica proprio. Diciamo che inizialmente ero scettica, mi chiedevo: lo faccio, non lo faccio, continuo il percorso o non lo continuo? Infatti queste sono belle Paola... immagini di Roma, scusa ti interrompo, Sì. con le altre tue amiche concorrenti della Sì. Miss, del concorso. Dicevo, infatti Paola sa benissimo dei miei dubbi, però alla fine ho pensato: perché non dare un messaggio di coraggio, di forza a casa alle persone che ci seguono? Io lo voglio fare perché voglio continuare a inseguire i miei obiettivi e quindi ho deciso di continuare questo percorso. Sicuramente mi è mancata una grande fetta, però sono super felice ed orgogliosa del percorso che ho fatto. Le giornate a Roma sono state brevi ma super intense, abbiamo vissuto tutto a 1000 e sicuramente quella parte, la parte della finale, è sempre un'emozione grande. Un'emozione grande, Sì, fatta sì, in maniera sì. diversa ovviamente. Certo. Ringraziamo sempre la nostra patron Patrizia Mirigliani, che anche in questo caso ha superato se stessa per riuscire a portare a casa, come si suol dire, questa finale. Quindi ecco, vedo altre immagini bellissime su Roma. Paola, cosa dire? Complimenti ragazzi, facciamo un bel applauso. Avete in sintesi raccontato questa vostra esperienza, che è una cosa che credo resterà sempre. Ovviamente poi non è che il percorso finisce qui, perché poi magari grazie a Paola ci saranno sicuramente la possibilità di fare, arriveranno le sfilate di moda, i grandi eventi moda che hai sempre organizzato. Li stiamo aspettando. E certo. quindi loro saranno le nostre, tra le protagoniste. Assolutamente, già prese, lo sanno. Questa però è la dimostrazione che comunque hanno scelto sempre ragazze belle, brave. Hai sentito come parlano? Brave, Bravissime. brave ragazze. I miei complimenti, non ci vedevamo, ci sentivamo solo al telefono. Quest'anno ci è mancato, no? Il vederci come eravamo abituati, però io sono veramente molto contenta per come siete, ma soprattutto per quello che arriverà. Le ragazze di Comunque noi Miss siamo Italia, pronte. le nostre Esatto, Miss Friuli esatto. Venezia Giulia, Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia Brave. 2019, Marta Morsanuto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Grazie, magari chissà che non ci tornate a trovare, altrimenti ovviamente le potete seguire sui social e così sarete guarda, continuano a passare delle bellissime immagini anche di Roma, le potete seguire sui social per vedere cosa stanno facendo. E la stessa cosa si può fare ovviamente con modashow.it. Assolutamente. Grazie, sì. grazie Paola, grazie. E a questo punto andiamo a presentare un altro ospite, ma prima però vorrei fare dei ringraziamenti. Alla regia Giandomenico Ricci e poi Chiara Miscoria, Ada Peressi e Francesco Snidero. Un applauso per voi. E a questo punto Gianni Sachs, il maestro Gianni Favro, a me piace sempre dirlo in arte, Gianni Sachs Live. Grazie, buonasera, bentrovati, grazie. Gianni, abbiamo parlato di Lignano, ci sono stati dei legami e poi siamo arrivati alle opere dell'artista che ci ha portato Livio Commisso, si parlava di Venezia. La Miss Friuli Venezia Giulia, abbiamo visto delle foto, delle belle foto fatte in occasione del Festival del Cinema ed ora tu ci presenti questa sera? Guarda, probabilmente Covid permettendo farò un evento a Venezia in aprile e quindi sto preparando proprio delle musiche del rondò veneziano e ho pensato di proporre la Serenissima in chiave moderna. Gianni Sachs, microfono a me, vai!
Bravo Gianni! Bravo Gianni! Grazie, alla prossima. Allora, a me piacerebbe chiudere con una Miss resta in quella postazione e l'altra magari viene qui vicino a noi. Riusciamo a mantenere le distanze, così facciamo un'inquadratura anche su di voi. Una, Jennifer, vieni pure qui, tu Marta resta pure lì, così vediamo di salutarvi con queste due bellissime ragazze che ci hanno fatto compagnia questa sera. Io, prima di chiudere, voglio ringraziare Gianni Sachs, il maestro Gianni Favre, nato Gianni Sachs Live, Daniele Bellotto, che ci ha fatto compagnia da questa parte, Gianmarco De Michelis, e poi abbiamo presentato il libro Dentro Lignano. Con noi sono stati Ada Iuri, Giulio Avon e Ferruccio Luppi, grazie anche a loro. E quindi la Marisa Benes con Lisa Cudin e Pierluigi Bottaccin del Club Diamante Friuli Venezia Giulia, Livio Comisso, Mediacom, con l'artista Fulvio Dott, e quindi abbiamo avuto Sdrindule, e Gaber con noi, Antonio Schiavulli e Carlo Feruglio, insieme ovviamente a Paola Rizzotti che abbiamo visto e Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019, insieme a Marta Morsanutto, Miss Friuli Venezia Giulia 2020. Credo che a questo punto abbiamo ricordato tutti quanti. Dico bene Paola, possiamo chiudere? Allora chiudiamo con un appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare, regalà, 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 boom! Lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, e lo regala il mio amoretto questa sera quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, boom! Ma perché mi batte il cuore e mi fa piangere? Servirà